Ci troviamo ad Ittiri per la quinta edizione del concorso regionale di potatura dell'olivo a vaso policonico. Che cos'è? Lo chiediamo al presidente dell'associazione Sischima d'Orza. Al via la 2 giorni, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono innanzitutto la grande partecipazione da parte di molti olivicoltori alla manifestazione. Già questa mattina, oltre molti olivicoltori, abbiamo avuto la presenza di diverse classi dei tecnici agrari sia di Sassari, di Santa Maria la Palma, di Ozieri e anche di Nuoro. Quest'anno hanno dimostrato grande interesse anche i ragazzi, una cosa che a noi fa molto piacere, tanto è vero che con l'assistenza di Laore, dopo aver fatto giornate dimostrative di potatura, domani nella giornata in cui ci sarà il campionato regionale di potatura ci saranno numerosi ragazzi che parteciperanno allo stesso. Ecco, quanto è importante saper potare un albero di olivo? È una domanda difficile perché potare è l'essenza, diciamo, della pianta dell'oliva, perché tante volte dei potatori poco esperti potrebbero anche causare dei danni, quindi innanzitutto quando si cerca di potare una pianta bisogna andare a capire qual è il funzionamento della pianta e che cosa la pianta ci può offrire in seguito al nostro lavoro. Quello che vediamo nelle immagini è l'ischima d'orza, cioè il vecchio strumento utilizzato per potare l'albero. Sì, ha detto bene, ischima d'orza, ovvero l'antico svetatoio che veniva utilizzato dai nostri nonni ma anche dai nostri genitori per la potatura dell'olivo. Serviva soprattutto per eliminare i succhioni dai tronchi delle piante. A sostenere il settore la Camera di Commercio, Giuliano Manù è il direttore. Una manifestazione come questa, Sischima d'Orza, serve insomma per incentivare il mercato? Certo, serve per la valorizzazione di questo importante prodotto che è caratteristico del nostro territorio, il territorio provinciale, ma in modo particolare del territorio qua di Ittiri e comuni viciniori. Io come diciamo, responsabile della gestione camerale do ampia diciamo, supporto a questa iniziativa perché soprattutto il comune di Ittiri in quest'ultimo periodo sta cercando di sviluppare una politica di valorizzazione delle produzioni più caratteristiche, in modo particolare dell'olio, che è veramente ammirevole. Abbiamo sentito durante il convegno che solo il 30% di produzione soddisfa, diciamo, la domanda del fabbisogno sardo. Come mai continuiamo a importare l'olio da fuori? Importiamo perché la nostra produzione non è molto sviluppata. Abbiamo in genere una raccolta di olive che può essere quantificata in 400-500 mila quintali di olive, dai quali si ricavano dai 100 ai 120 mila quintali di olio, quindi una diciamo, quantità limitata per il consumo della regione. È necessario pertanto importare. Abbiamo un'idea di quanti produttori ci sono nel settore dell'olivicolo? Ma i produttori sì, sono 4-5 mila in tutta la Sardegna. Al riguardo, ecco, la Camera sta svolgendo una preziosa attività che è tesa a favorire la conoscenza più puntuale del settore attraverso un osservatorio che stiamo portando avanti proprio per definire meglio questa grande potenzialità che in Sardegna abbiamo. Da Ittiri può partire il rilancio degli agricoltori? Assolutamente sì, perché l'agricoltura è stata gestita negli ultimi forse 30 anni come un problema, come un fastidio, mentre oggi questa giunta regionale ha deciso che l'agricoltura ha un ruolo centrale nel rilancio dell'economia generale della regione, di un rilancio occupazionale, di opportunità che l'agricoltura può cogliere, viste tutta una serie di aspetti importanti che fino ad ora sono stati trascurati. Prima fra tutti la possibilità di creare un sistema agricolo e turistico interconnesso. Come ho detto oggi,
Noi in Toscana abbiamo una regione piccola rispetto alla nostra in termini di dimensioni, con sistemi imprenditoriali molto più evoluti dei nostri, ma loro hanno 4.500 agriturismi e vanno bene, noi solo 750. Vuol dire che c'è spazio per creare un'economia più sana e multifunzionalizzata, strumento fondamentale per la regione. Altre grandi opportunità sono le energie rinnovabili, che non devono essere avulse dal mondo agricolo come fino adesso è successo. La politica della regione è quella di valorizzare il prodotto sardo. Ittiri, città dell'olio ma anche del carciofo, quindi questo serve anche per incentivare poi i bilanci locali. E certo, Ittiri città del carciofo, ma anche città della pecora, di un formaggio strepitoso che si è sempre fatto. Quindi è chiaro che una città a forte vocazione agricola, pensare di poterla destrutturare è un errore. Viva altri modelli, va benissimo il rilancio anche del comparto delle costruzioni, che a Ittiri ha un ruolo fondamentale. Va bene anche mantenere il sistema dell'industria pesante che rimane ancora in piedi, però bisogna che iniziamo veramente a investire grandi risorse come faremo noi perché l'agricoltura funzioni. L'agricoltura sarda avrà oltre 300 milioni di euro tra soldi pubblici e privati per realizzare i 2000 nuovi agriturismi di cui abbiamo bisogno, ma farà 1700 km di povie, creerà 120 stazioni posta per ospitare la gente, quindi creeremo veramente un sistema che porterà al cuore della Sardegna per far sì che possiamo vendere prodotti con la vendita diretta, col chilometro zero, con la filiera corta, tutti i temi chiave che possono rilanciare l'agricoltura sarda come fanno in altre regioni. Ho citato prima la Toscana, ma l'Alto Adige è un altro grande esempio dove agricoltura e turismo non sono in crisi. Abbiamo sentito che la potatura è importante per accrescere la produzione, ma quali sono poi i fattori che accrescono il livello qualitativo dei nostri oli? Un fattore molto importante è portare l'oliva a maturazione sana e quindi bisogna fare un processo di monitoraggio che viene fatto durante l'estate. Successivamente, quando si arriva alla raccolta, non bisogna portare a maturazione l'oliva, ma bisogna raccogliere le olive nel momento in cui l'invaiatura arriva al 50%. A questo punto è necessario trasportare immediatamente le olive al frantoio ed bisogna farle emolire nel più breve tempo possibile. Successivamente l'olio deve essere conservato in contenitori di acciaio inossidabile e possibilmente in locali climatizzati. In questo modo si ha la garanzia quasi certa che l'olio non subirà nessuna alterazione. Ecco, in chiusura chiederei al presidente dell'associazione Sischima d'Orza, Bainjo De Logu, quali sono i prossimi eventi che vedranno Ittiri protagonista, visto che insomma questo territorio è famoso anche per i carciofi. Sì, abbiamo un'imminente manifestazione che si svolgerà a Ittiri il 10 e l'11 aprile ed è la manifestazione che si chiama Prendas de Ittiri. È la manifestazione nella quale si pubblicizzano tutti i prodotti tipici ittiresi, a partire dal carciofo, dall'olio, il vino e ci sono anche alcune attività artigianali che stanno risorgendo, riscoprendo vecchi mestieri e non da dimenticare formaggio, olio, salumi e vino. E noi invitiamo tutti ad essere qui ad aprile, proprio ad Ittiri. Noi torneremo a documentare questa grande manifestazione. Arrivederci.